Stiamo cercando di fare l'impossibile, così il presidente Zaia sull'avvio della scuola e poi annuncia entro fine settimana il Veneto parte con la terza dose di vaccino, la conferma dal generale Figliuolo. Ritorno in classe per 130.000 studenti nella Marca tra controlli sugli autobus, verifiche dei Green Pass e scuole sentinella, caos alla scuola media Serena dove i ragazzi escono solo se accompagnati. Green Pass, code di docenti e Covid Point per il tampone di segnale positivo, parla la dirigente Sardella sul tema, chiede di evitare guerre, l'assessore Donazzan oggi a Nervesa. A Sarmede a fuoco uno degli scuolabus utilizzati in mattinata per accompagnare i bambini nei plessi del comune, il mezzo divorato dalle fiamme poco dopo essere stato parcheggiato. A Crocetta del Montello sulle Grave dove decine di ragazzi hanno messo in piedi un rave party, questa, dice il sindaco Tormena, è una zona naturale da proteggere. È stato ritrovato il corpo senza vita di Federico Lugato, l'escursionista disperso dal 26 agosto in Valtoldana, il dolore via social della moglie Elena. Questa sera alle 21:15 su Antenna 3 torna Ring con l'atteso confronto tra i 6 candidati che si sfidano per la carica di sindaco a Conegliano. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il primo giorno di scuola inevitabilmente in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura le parole del presidente del Veneto Luca Zaia oggi al Cerletti di Conegliano. Stiamo cercando di fare l'impossibile, lo ha ripetuto poi a Codogné dove ha parlato anche di vaccino. Entro fine settimana infatti il Veneto parte con la terza dose e la conferma è arrivata anche nel pomeriggio dal generale Figliuolo. Devo dire che siamo un po' in apprensione perché stiamo tentando di fare l'impossibile. Doppia visita per il presidente Luca Zaia oggi nella Marca trevigiana all'Istituto Enologico Cerletti, la sua scuola, una di quelle prescelte per il maxi screening con i tamponi salivari molecolari. Poi a Codogné con la presentazione del nuovo polo logistico Piave Servizi, dove di nuovo è tornato a parlare dell'impegno della regione. Stiamo facendo l'impossibile, ha detto, per mantenere il nuovo anno scolastico in presenza e i presupposti ci sono. Questa mattina oltre ai 3.000 mezzi che abbiamo di base abbiamo in aggiunta 341 mezzi privati appunto che vanno ad aumentare la flotta dei trasporti regionali. Ha ribadito anche in questa occasione la sua contrarietà verso l'obbligo vaccinale, una decisione che, se presa dal governo, potrebbe essere ulteriore fonte di odio e divisioni. Ho l'impressione che l'obbligatorietà, e lo dico da vaccinato, quindi a me non cambierebbe nulla, l'obbligatorietà creerebbe ancora più dibattito, ancora più astio e soprattutto voglio anche sottolineare che a mio avviso l'obbligatorietà poi porta a un altro tema, che gli irriducibili comunque non si vaccinerebbero, per cui il risultato non lo raggiungiamo. Noi invece dobbiamo comunicare. La scelta di calmierare il costo dei tamponi per i soggetti, vedi personale scolastico, sui quali pesa ad oggi l'obbligo vaccinale, potrebbe essere presa dal generale Figliuolo. Intanto la regione accelera e già entro questa settimana, dunque con anticipo rispetto alla roadmap del governo, in Veneto i pazienti fragili riceveranno la terza dose. Si parte dai fragili, dagli oncologici, insomma da quelle categorie diciamo per noi strategiche da mettere in sicurezza, sempre su base volontaria. Quindi inizierà di fatto domani con la distribuzione dei tamponi salivali il monitoraggio sul coronavirus al Cerletti di Conegliano. Oggi è primo giorno di scuola per 130.000 studenti nella Marca. Bene, allora io faccio l'elenco della prima B e quando chiamo presentatevi qui davanti. È iniziato così il primo giorno di scuola al Cerletti di Conegliano. Appello sul piazzale, poi passaggio in aula magna per le istruzioni su aule e professori, ma soprattutto sui tamponi salivali. Che si chiama scuola sentinella. Allora, in che cosa consiste? Allora lo spiegheremo bene anche ai nostri genitori. Consiste in un monitoraggio che verrà fatto con cadenza bimensile, quindi ogni 15 giorni. Un monitoraggio che ha lo scopo di controllare e di contrastare l'eventuale diffusione del virus. La sperimentazione inizierà di fatto domani con gli studenti del convitto, mentre oggi è iniziata invece la distribuzione del consenso informato ai genitori.
Dobbiamo avere il tempo tecnico di spiegare, di mandare a casa i consensi informati e di averli ovviamente indietro. Io credo che ci sia tanta sensibilità e ci sarà, secondo me, un'adesione importante. Il convitto abbiamo già un centinaio, su 136, già un centinaio di adesioni e le dico, è partito tutto venerdì e siamo lunedì. Una sperimentazione che vede d'accordo tutti, studenti, docenti e genitori. Va bene, è una cosa positiva, quindi saremo ben monitorati, le pare. Quindi funziona, cioè secondo me le cose funzioneranno proprio per questo aspetto. È una cosa giustissima, dato che siamo in molti qua al Cerletti. E questo speriamo che ci porti ad averli sempre in presenza e a essere tutti quanti responsabili poi per quello che sarà appunto l'anno scolastico. Una ripresa importante, sottolinea la preside, e non solo per la socializzazione dei ragazzi. I dati invalsi che ci sono stati restituiti in questi giorni, tutte le scuole lo possono dire, fanno un confronto tra il prima della pandemia e le prove di maggio, diciamo così, e ci danno dei feedback preoccupanti dal punto di vista delle lacune negli apprendimenti. Così al Cerletti, ma il racconto di questo primo giorno di scuola nel terzo anno della pandemia è ancora lungo e ci porta adesso in centro a Treviso, in zona stazione e non solo. Stazione di Treviso, 7:30 del mattino, il principale snodo del trasporto scolastico insieme a quello di Viale Europa. 40 i bus aggiuntivi messi in campo da MOM per potenziare il trasporto extraurbano così da rispettare il limite di capienza dei mezzi fissato all'80%. Raddoppiate le corse nei tratti urbani. A parte che oggi 2 istituti non vanno a scuola, quindi inizieranno domani, però la situazione è tranquilla. Abbiamo i nostri steward che controllano i carichi e credo che insomma, oggi è andata bene per adesso. Abbiamo 3 pattuglie dislocate nelle zone più importanti dove ci sono gli studenti, per cui stiamo monitorando la situazione. Devo dire che fino adesso la situazione è sotto controllo. Controlli della polizia locale, ma per il primo giorno niente sanzioni. Si proseguirà per l'intera settimana per verificare i comportamenti degli studenti. Soprattutto il distanziamento e l'utilizzo della mascherina, perché sappiamo che è obbligatorio dove c'è il sovraffollamento, come in queste situazioni è necessario utilizzare la mascherina. Noi verifichiamo soprattutto questo. Norme di sicurezza che verranno ribadite anche nei cartelli che il Comune farà posizionare a ogni fermata. Vigili, ma non solo, anche 55 steward messi in campo da MOM. Qua in stazione abbiamo 2 punti, in via Roma e di fronte alla stazione. Ci sono gli addetti che stanno controllando, poi gli istituti che vanno a Lancenigo prendono il treno e anche là abbiamo delle verifiche sui carichi. Ci vorrà qualche giorno sicuramente per capire i flussi dei ragazzi e poi entrerà nella classica rotazione scolastica. Questa è una situazione che dovremo tenere controllata giorno dopo giorno. Oggi hanno cominciato tutta una serie di istituti, domani si aggiungeranno degli altri. Adesso c'è anche una questione legata al numero di abbonamenti che probabilmente vedrà nel mese di ottobre un ulteriore aumento anche degli utenti nei bus, quindi insomma terremo monitorata la situazione con lo scopo di garantire sempre un servizio di altissima qualità e massima sicurezza da un punto di vista sanitario. In Viale Europa situazione più variegata, come testimoniano le voci degli stessi ragazzi. Pieno, c'erano anche poche navette, onestamente mancano dei pullman. Era pieno di gente così. Pieno, ma non troppo. Si poteva stare anche seduti. Di bilancio tutto sommato positivo parla l'assessore all'istruzione del comune di Treviso, Silvia Nizzetto, che però non nasconde alcune criticità, soprattutto sul fronte del personale. Se devo dire una criticità che mi è stata esposta è quella che comunque, nonostante le promesse di avere maggiore personale anche a scuola e anche come proprio collaboratori, perché purtroppo con il Covid servono proprio i collaboratori e la presenza, perché ovviamente si dilungano i tempi, le pulizie, questa risposta non c'è stata. Questo mi è stato detto dai dirigenti scolastici, sono in sofferenza e in carenza di personale ancora per l'ennesimo anno.
Problemi si sono registrati, ci sono arrivate numerose segnalazioni all'uscita delle medie Serena nel capoluogo della Marca. La preside infatti ha imposto che anche gli alunni delle medie debbano essere portati a casa dai genitori o da un delegato. La circolare della dirigente chiede alle famiglie di inviare entro mercoledì a scuola i bidelli dei plessi di riferimento, i moduli per permettere l'uscita autonoma degli scolari, e così oggi si sono registrati degli assembramenti di genitori davvero infuriati. Queste le segnalazioni. E uno degli effetti del Green Pass al mondo della scuola è stata la corsa che si è registrata in questi ultimi giorni, in particolare nella giornata di ieri, ai Covid Point nelle farmacie. Ovviamente parliamo soprattutto di docenti. Di un segnale positivo parla la dirigente scolastica a Sardella, e sul tema del Green Pass oggi a Nervesa della Battaglia si è espressa anche l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Vuol dire che magari gli ultimi irriducibili alla fine, insomma, hanno pensato che forse per il bene dei nostri ragazzi sia opportuno farlo, per cui mi fa piacere, ecco, sapere che stiamo a questo punto raggiungendo, speriamo, il 100% dei, diciamo, se non dei vaccinati, comunque di gente che riesce a stare a scuola in tutta sicurezza. Commenta così la corsa domenicale al tampone di diversi docenti della Marca la dirigente scolastica provinciale Barbara Sardella. Coda al Covid Point si sono registrate alla dogana, tante le richieste nel weekend alle farmacie. Più test rapidi del resto significa più docenti in regola con il Green Pass, anche se al momento, dice sempre Sardella, è difficile definire un quadro degli irriducibili, che però sembra tutto sommato sotto controllo. Se facciamo una stima di quanti non sono presenti, peraltro non è ancora un dato che riusciamo ad avere, perché purtroppo abbiamo anche cattedre vacanti a causa di supplenze, magari docenti che non hanno preso servizio nonostante appunto fossero stati nominati, quindi valutare chi è assente perché non ha il Green Pass e chi invece è assente perché appunto non ha preso la cattedra non è al momento possibile farlo, magari lo faremo nei prossimi giorni. E sul Green Pass ribadisce la sua linea l'assessore all'istruzione Elena Donazzan oggi a Nervesa della Battaglia per l'inaugurazione dei lavori di adeguamento antisismico delle scuole elementari. Se qualcuno non vuole o non può, io sono, e lo dico da sempre, sono perché il tampone abbia un costo, abbia un prezzo di costo e non sia legato a, come dire, al fatto che poi vi è un prezzo quasi a dover indurre, perché questo non aiuta nella serenità. La protezione, il fatto che noi si sia negativi viene certificato in diversi modi. Il Green Pass è fatto da tante cose. Il Green Pass è una indicazione che il governo ci dà, la rispettiamo, ma no alle discriminazioni e non a puntare il dito. Così a Nervesa, tanta l'emozione anche a Ponte di Piave. Un lavoro di squadra per cercare di fare questa ripartenza in sicurezza. L'alzabandiera, il saluto ai ragazzi, la speranza di incominciare un nuovo anno scolastico in presenza, come si è riusciti a portare a termine anche lo scorso. Scuola elementare di Ponte di Piave, l'emozione del primo giorno è palpabile. I bambini sono venuti accompagnati dai genitori con le mascherine, quelli che sono rientrati dello scorso anno, che mi conoscono, e sono stati contenti di rivedere il nonno. Io sono stato felicissimo di vedere bambini sereni, e i primi che sono arrivati sono molto emozionati. Emozionati, un po' preoccupati, ma anche abbastanza preoccupati e anche un po' tranquilli, insomma, perché i ragazzi sono bravi, sono stati ben formati e speriamo che continuino così. È importante non tornare in DAD perché sarebbe distruttivo proprio per i bambini e per i ragazzi, sia per la primaria che per la secondaria. Speriamo bene, speriamo che andranno avanti, andranno a scuola e in bocca al lupo a tutti. Operativa la piattaforma ministeriale che consente di non verificare i Green Pass del personale uno per uno. Ricordiamo che il decreto legge 112 ha reso obbligatorio il possesso del Green Pass per chiunque entri dentro l'istituto scolastico e i locali scolastici. Sarebbe stato molto difficile. Gli insegnanti e il resto del personale hanno peraltro tutti il Green Pass. Io ringrazio per la sensibilità, ma soprattutto anche perché qui abbiamo anche un centro vaccinale che ha servito tutto il nostro territorio, quindi credo che anche la sensibilizzazione sia dovuta da un po' tutto un insieme anche delle forze dei volontari che sono stati messi in campo. Le speranze sono buone, probabilmente quest'anno si inizierà a vedere la luce.
A Sarmede uno scuolabus utilizzato in mattinata per accompagnare a scuola i bambini è invece stato divorato dalle fiamme poco dopo essere stato parcheggiato dall'autista. L'episodio intorno alle 9, immediato l'intervento dei vigili del fuoco, secondo i quali a provocare l'incendio sarebbe stato un cortocircuito. Sul posto per verificare l'accaduto anche il sindaco Larry Pizzolla. Presentazione oggi a Palazzo Rinaldi, ritorniamo a Treviso, dell'iniziativa Il mio diario, un pieno di energia. Si tratta della distribuzione di oltre 10.000 volumetti giornalieri distribuiti alle scuole primarie di 15 comuni di Treviso e provincia. Un diario dove vengono raccontate le bellezze del territorio, in particolare il Parco del Sile e il Bosco Montello, luoghi ma anche consigli più piccoli sull'alimentazione sana e sulla gestione del territorio. E a proposito di Montello, andiamoci sul Montello, ma per una storia di tutt'altro tenore, un rave party che ha sconquassato la notte tra sabato e domenica. Questa, dice il sindaco Tormena, è invece una zona naturale da proteggere. Le grave del Piave non sono nuove a feste, accampamenti o a veri e propri rave party come quello di sabato notte a Crocetta, con i carabinieri che hanno identificato 50 giovani, evitando che decine di altri ragazzi provenienti da tutto il nord-est e addirittura dall'estero confluissero in quel punto isolato. Un evento abusivo itinerante da Giavera a Moriago. È stata la musica alta ad attirare l'attenzione dei carabinieri, spiega il sindaco Marianella Tormena, che ci ha accompagnato in prossimità della zona. Hanno sentito verso le 2 di notte che iniziava una musica fortissima e loro l'hanno sentita a 3 chilometri e passa di distanza, l'hanno seguita e hanno trovato un rave party e che poi nel giro di un'ora sono riusciti a far smettere. Il buio e la difficoltà a inoltrarsi nell'area non hanno dissuaso i militari. Sono riusciti un po' a capirsi in questo dedalo di stradine perse nell'erba. Sta di fatto che sono riusciti ad evitare, bloccando, da quello che mi dicono gli altri accessi, sono riusciti ad evitare che al nucleo iniziale se ne aggiungessero altri. Un modo, soprattutto in tempi di restrizioni anti-Covid, per sfuggire ai divieti. Come a Ponte di Piave ad agosto, anche in questo caso l'idea dei partecipanti, tutti ragazzi tra i 17 e i 26 anni, era quella che in una zona del genere nessuno li sentisse o si prendesse la briga di farli andare via. È un'area protetta che ha una forte valenza naturale, lo ripetiamo all'infinito, e che noi tutti proteggiamo. Ma soprattutto dovrebbero pensare a loro stessi. Se gli succede qualcosa, li troviamo quando? Cioè, chi va a recuperare una persona che sta male in un luogo così? Ancora la cronaca, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto hanno denunciato a piede libero per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi uno studente 25enne di Vicenza. Il giovane, controllato a bordo della sua auto in centro a Castelfranco, è stato trovato in possesso di 13 orologi marca Rolex contraffatti, accompagnato in caserma, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. A Colle San Martino invece i militari dell'Arma hanno denunciato marito e moglie di 44 e 38 anni italiani con l'accusa di aver derubato lo scorso 26 agosto un anziano di 78 anni di Fara di Soligo, fingendo di essere interessati all'acquisto di vino. Approfittando di un momento di distrazione, la donna gli aveva sfilato il portafogli. Il pensionato se n'era accorto, l'aveva intimata di restituirglielo, ma lei era riuscita a sottrargli i soldi che conteneva alcune decine di euro, dandosi poi alla fuga in macchina. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili, gli stessi che nel 2019 avevano compiuto un furto analogo da una parrucchiera di Miane. Treviso ultima in regione nel rapporto tra giudici civili e popolazione. L'allarme questa volta arriva dalla Confartigianato. Un giudice ordinario onorario ogni 22.721 trevigiani, il 30% in più rispetto alla media veneta e addirittura più del doppio rispetto ai dati nazionali. Per questo ci aspettiamo che nella riforma della giustizia si valuti la posizione di Treviso, così commenta Oscar Bernardi, presidente della Confartigianato della Marca. In termini economici significa che nella Marca ci sono 1748 imprese per giudice, un numero davvero elevato, così la Confartigianato. Ed è stato presentato questa mattina il polo logistico di Piave Servizi, il primo stralcio di un grande progetto cui seguirà con il cofinanziamento del Comune di Codogno e della provincia
provincia la messa in sicurezza della viabilità lungo la Cadore Mare. Un polo logistico che si unirà al polo amministrativo, una nuova viabilità, una nuova rotatoria sulla Cadore Mare che risolverà la criticità e la pericolosità di quelle intersezioni. Insomma, un modo di investire sul territorio che crea anche indotto per le nostre aziende. Indotto, servizi e nuovi posti di lavoro. A Codognè il nuovo polo logistico di Piave Servizi, già operativo, è stato presentato questa mattina. È il primo tassello di un ambizioso progetto riguardante l'area logistica che prevede investimenti totali per 5 milioni di euro a beneficio di almeno 39 comuni del territorio. Noi abbiamo un territorio esteso che va dal passo di Fadalto in comune di Vittorio Vendo fino alla gronda lagunare Marcon in Quarto d'Altino, quindi territorio vasto, però abbiamo sempre le squadre di emergenza pronte a intervenire in breve tempo e con tempestività e con professionalità. Nel 2016 gli investimenti della società toccavano appena i 5 milioni di euro all'anno, riferisce il presidente Bonet. Oggi queste somme raggiungono i 20 milioni di euro, nonostante la struttura sia rimasta invariata, così come le tariffe. Piave Servizi di fatti fa parte di Viveracqua, che raggruppa tutti i 12 gestori pubblici del Veneto. Una realtà importante che lavora da 10 anni, abbiamo insieme un valore della produzione di 1 miliardo di euro l'anno, siamo 587 comuni e condividiamo il fatto di essere tutte società pubbliche. Senza gravare sulle tariffe idriche, è bene che i cittadini lo sappiano, facendo economie e soprattutto dismettendo ad esempio magazzini in affitto, e con quegli affitti che si pagavano si pagano i mutui poi per avere tutto di proprietà, quindi questa è proprietà dei cittadini e penso che sia assolutamente un bel segnale. Massimizzare gli investimenti in un'ottica sostenibile, così è stato presentato il polo, operativo da almeno un anno. Una struttura di 20.000 metri quadrati, dei quali 9.000 di area verde. Per noi adesso c'è la pubblicità dopo. Di nuovo in studio per parlare del grande successo anche d'ascolti che la nostra emittente ha registrato ieri sera per l'esibizione dei 7 cori alpini della sezione di Treviso. Particolarmente seguita l'ultima esibizione a firma di Bepi De Marzi. La canzone ideata dal maestro Bepi De Marzi, cantata dal Coro dei Cori, è stato il culmine dell'esibizione organizzata per i 100 anni della fondazione della sezione di Treviso degli Alpini. Dopo Parole attorno al fuoco è stato il secondo appuntamento della lunga lista di eventi per l'avvicinamento alla celebrazione del centenario che si terrà tra il 29 e il 31 ottobre a Treviso. Grande successo di ascolti su Antena 3 per i 7 cori trevigiani che hanno emozionato il pubblico all'interno e fuori al Duomo di Oderzo, forzatamente condizionato nelle presenze dalle norme anticontagio. Una diretta che ha permesso di seguire le esibizioni ai tantissimi che dalle 20:30 fino a quasi le 23 non si sono persi un brano della scaletta talvolta impegnativa da parte di cori che da oltre un anno e mezzo non cantavano più in pubblico. Repertorio diverso rispetto ai classici ha riscosso lunghi applausi dal pubblico presente. Nel corso della serata il presidente della sezione di Treviso Marco Piovesan ha presentato anche gli altri eventi del centenario che proseguirà sabato prossimo con un'altra serata corale nella chiesa di Resana, dove si esibirà l'ottetto Ana di Treviso che a Oderzo ha presentato una variazione in canto di un'antica ballata celtica. Con la regina de San Mattio, la vole l'acqua dentro il suo castello. Grandi ascolti per un grande affetto del nostro pubblico che conferma come Antena 3 sia la televisione degli Alpini, in una serata dove alla fine il canto di tutti, cori e pubblico, è stato per il simbolo stesso delle penne nere. Andiamo adesso a Belluno. È
È stato ritrovato a mezzogiorno il corpo senza vita di Federico Lugato, l'escursionista 39enne, originario di Mestre e residente a Milano, disperso dal 26 agosto scorso in Val di Zoldo. Il dolore via social della moglie Elena, che nelle settimane scorse ha mobilitato centinaia di soccorritori. Hanno trovato Federico, ce la faremo in qualche modo, anche grazie a voi. Lo scrive in una story sul proprio profilo Instagram Elena Pancera, moglie di Federico Lugato, l'escursionista trovato morto oggi dopo 18 giorni in Val Zoldana, un dramma che ha mobilitato un intero comprensorio. Il ritrovamento verso mezzogiorno nella zona in cui si erano concentrate le ricerche nel gruppo del San Sebastiano. Sono stati i cani molecolari a fiutare le tracce che hanno portato tra Pian delle Mandre e il Col de Michiel. L'hanno trovato vicino fondamentalmente a dove lui aveva indicato di andare, quindi tra la biforcazione di due sentieri, peraltro nemmeno troppo lontano, probabilmente le ricerche infruttuose, anche perché di fatto pare che sia stato trovato sotto un mugo. Noi lo chiamiamo barance, è un pino, un mugo che praticamente copre completamente ciò che ha sotto, quindi in superfici molto ampie per trovare la persona bisogna proprio cascarci sopra. Fin da subito erano stati mobilitati una settantina di operatori tra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco, protezione civile, più altri volontari privati, compresi amici e conoscenti, che hanno risposto agli appelli social della moglie Elena, convinta in un primo momento che Federico fosse vivo in attesa di essere trovato. Una settimana fa le ricerche erano state sospese, restavano in loco alcuni operatori professionali e proprio nelle scorse ore era previsto un nuovo vertice in prefettura Belluno per fare il punto della situazione. Sarà con ogni probabilità un'autopsia a chiarire come e da quanto tempo Federico avesse perso la vita. Alla moglie Elena l'abbraccio della Valle di Zoldo. Credo che per lei perlomeno ora ci sia un punto fermo dal quale poter in qualche modo ripartire. L'incertezza del proprio marito, insomma, che non si trova, credo che sia frustrante, dolorosa. La Valle è sotto shock, naturalmente questo è un epilogo tragico che un po' si poteva anche immaginare, però quando te lo dicono, insomma, lascia tutti sgomenti. Prima campanella per 22.000 studenti bellunesi, tra le ansie dei genitori e i controlli dei dirigenti scolastici, 17 i nuovi pullman messi a disposizione da Dolomiti Bus. Vediamo com'è andata. Quest'anno reiniziamo, è una bellissima giornata, i bambini sono felici, ormai sono abituati a tutte le regole, sono fiduciosa che le seguiranno per il meglio. Più emozione sicuramente, preoccupazione solo perché temiamo che prima o poi li rilascino a casa, ma speriamo proprio di no. Basta, per il resto siamo molto sereni. Alla fine, come sempre, i più emozionati sono loro, i genitori, ancora una volta per il terzo anno consecutivo, preoccupati per l'evoluzione della pandemia. Per tutti la speranza è che la DAD sia soltanto un ricordo. Siamo pieni di incertezze, non sappiamo come andrà quest'anno, naturalmente ci auguriamo che sia meglio degli ultimi 2 anni scolastici, che i ragazzi rimangano sempre in presenza a scuola. Momenti di condivisione che per il momento sono garantiti da mascherine, percorsi differenziati, igienizzanti ma anche piccoli nuovi riti. Qui alle elementari Gabelli si entra in ordine come soldati in miniatura, tutti con il braccio alzato per tenere la distanza. In provincia di Belluno la campanella è suonata per 22.000 studenti, poco più di 7.000 alle elementari, quasi 5.000 alle medie, 8.000 alle superiori. Gli altri protagonisti sono i docenti e più in generale il personale della scuola, tenuto a esibire il Green Pass, anche se una grossa mano ai dirigenti è arrivata dalla piattaforma ministeriale che permette di incrociare i dati. Non entra nei dettagli per ragioni di privacy la preside dell'ITIS Segato. Ci sono 130 docenti, tutta una parte si è adeguata, qualcun altro è stato meno contento e quindi si regolerà come ritiene coerente con la propria testa. L'obiettivo del resto, anche per i dirigenti scolastici, è uno solo. Io penso che si cercherà in tutti i modi possibili di tenere aperto e penso anche che sia impossibile prevedere quale sarà l'evoluzione, perché credo che tanto dipenda da come si evolverà la pandemia adesso nel mese di ottobre. Fondamentalmente penso che questo segnerà
la base per i successivi andamenti. Situazione sotto controllo anche nella zona della stazione di Belluno capoluogo all'ora dell'uscita. 17 i pullman in più messi a disposizione da Dolomiti Bus. In queste ore è entrato in vigore l'orario invernale. Sorvegliati speciali in questi primi giorni di rodaggio i servizi di bus navetta. C'è poi una nutrita pagina occupazionale e cominciamo dalla fine perché è terminato da poco l'ennesimo vertice per ACC tra Mise e parti sociali. C'è una presa di posizione unitaria dei sindacati di FIM, FIOM e UILM, affossato progetto Italcomp da parte del Mise, si intervenga sull'azienda. La scelta di abbandonare il progetto Italcomp è stata un errore poiché ha accantonato l'idea inizialmente avanzata dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico di costituire un polo industriale in mano pubblica di componenti per elettrodomestici. A pagarne il prezzo sono i lavoratori della CC di Belluno, nonché a maggior ragione quelli della Embraco di Torino. Diciamo che oggi si è messa quindi la pietra tombale su questo progetto. Ora per ACC però si legge c'è la strada della pura e semplice cessione degli asset industriali che formalmente si aprirà il prossimo 5 ottobre. Fortunatamente stanno emergendo dichiarazioni di interesse anche a fronte della caparbietà del commissario Castro, dicono sempre i sindacati, e dei lavoratori nel realizzare un nuovo prodotto industriale compressore a velocità variabile. E da parte del Ministero c'è anche un impegno a recuperare la liquidità necessaria. Questo è l'altro grande tema per la continuità lavorativa. La vicenda di ACC sarà al centro di un nuovo tavolo ministeriale la prossima settimana. Ma ci sono anche buone notizie sul fronte economico per il bellunese, in particolare per l'occhialeria, perché Safilo ha siglato un'intesa con l'influencer Chiara Ferragni per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione di occhiali in licenza con il marchio dell'imprenditrice. L'intera gamma di occhiali sia da sole sia da vista verrà presentata per la primavera-estate 2022 e sarà disponibile da gennaio 2022. Siamo entusiasti di accogliere nel nostro portafoglio una delle più famose e influenti imprenditrici digitali al mondo, le parole dell'amministratore delegato di Safilo Angelo Trocchia. Restano poi da capire nello specifico le ricadute per lo stabilimento di Longarone. Veniamo a noi, veniamo a Ring, la trasmissione di prima serata di Antenna 3, perché questa sera alle 21:15 il primo attesissimo confronto tra i 5 candidati sindaco a Conegliano. Le sfide del territorio patrimonio UNESCO, la sicurezza e il rilancio di commercio e lavoro dopo il Covid, protagonisti del dibattito in onda questa sera, condotto in studio dal vice direttore Ferdinando Avarino, la presenza di 5 sfidanti per la poltrona quindi di primo cittadino: Piero Garbellotto, Francesca Di Gaspero, Fabio Chiesa, Antonio Quarta, Lorenzo Damiano. Così Ring questa sera a partire dalle 21:15 in studio con Ferdinando Avarino. Non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno, e quindi tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio al meteo, buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Alta pressione africana, nei prossimi giorni condizioni tipicamente estive con una nuova breve fiammata calda che farà salire le temperature oltre la media stagionale. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 14 settembre evidenzia una situazione di bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato. Non sono attese precipitazioni degne di nota e il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperature come detto in lieve aumento, minime tra 13 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione con tanto sole, cielo limpido o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, anche qui sarà soleggiato e senza piogge. Il cielo si presenterà sereno o velato.
Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.